Twist Comunità Educante in Transizione si colloca nel progetto nazionale Crescere un Lavoro, sostenuto da Fondazione con i Bambini, Fondazione con il Sud e JP Morgan Chase, rivolto principalmente ai giovani tra i 14 e i 19 anni, dove le scuole, le famiglie, i professionisti del mondo dell'educazione e dell'orientamento, le aziende, operatori del terzo settore e le istituzioni collaborano tra di loro affinché si faciliti la transizione scuola-lavoro, usando metodologie innovative, espletando nuove buone pratiche per creare una cultura di linguaggio condivisi tra il mondo dei giovani e quello degli adulti. I formatori si sono particolarmente concentrati sul far comprendere cos'è una comunità, come funziona il centro per l'impiego, com'è la struttura di un'azienda piccola e medio-grande, il tutto con lo scopo finale di far comprendere che la scuola non è un'isola, ma è una parte attiva del mondo del lavoro. Abbiamo toccato con mano quanti falsi miti avessero i ragazzi sul mondo del lavoro, per cui ne sono usciti sicuramente arricchiti con delle conoscenze più vere per quanto riguarda il mondo del lavoro. Il coordinamento di queste attività è nato quasi spontaneamente perché si riconosce l'importanza nel lavorare su queste tematiche e soprattutto nel poter trovare momenti di confronto con i genitori, con i ragazzi e con le aziende, che sono momenti fondamentali di crescita anche per l'intero sistema scolastico. I risultati tangibili che abbiamo potuto vedere sono stati sicuramente il fatto che 2 studenti provenienti dalla dispersione scolastica sono rientrati nella scuola e si sono iscritti al primo anno qui in ENELT. Il progetto ha coinvolto sia studenti dei nostri percorsi sia studenti a potenziale dispersione scolastica e questo ci ha dato la possibilità di stringere ancora di più le relazioni con il territorio, con i dirigenti delle altre scuole del territorio e con i servizi sociali territoriali. Si è creato un clima positivo e collaborativo grazie a tutta l'attività svolta dalla tutor, dal consiglio di classe e dall'insegnante che era la coordinatrice di questo progetto, e le attività svolte sia in ambito curricolare che in ambito extracurricolare sono state molto proficue, al punto tale che è stata un'occasione per i ragazzi di scoprire insegnanti e tutor e di scoprire i valori che avevano da portare a queste 2 persone e di dare visibilità anche alle loro attitudini e ai loro valori come allievi. La sfida più grande che abbiamo affrontato è stata quella di integrare i nostri studenti, che sono a scuola con noi tutti i giorni, con i ragazzi provenienti dal mondo esterno alla scuola, i ragazzi che vengono normalmente definiti in dispersione o comunque in difficoltà scolastica, ovvero che non stanno regolarmente frequentando la scuola. Questi ragazzi normalmente non gravitano attorno al nostro centro, per cui è stato di fondamentale importanza il rapporto con il territorio, in particolare con le diverse cooperative del privato sociale, ma anche con i servizi sociali del comune ed infine con la neuropsichiatria infantile. Il secondo aspetto che mi sento di evidenziare è che tutte le attività che sono state pensate, il materiale prodotto è assolutamente da capitalizzare per altri percorsi, quindi per altri studenti e per altri insegnanti, quindi da replicare assolutamente. Oltre a ciò, l'auspicio è quello di continuare ad intercettare studenti in dispersione scolastica al fine di riorientarli verso un percorso di istruzione superiore e consentire loro di conseguire e acquisire un titolo di studio superiore alla licenza media. Dando loro degli strumenti non solo per comprendere ed orientarsi al mondo del lavoro, ma anche per vivere più serenamente e con maggiore consapevolezza quello che è il percorso scolastico. Perché la scuola, oltre a dare le competenze necessarie per affrontare la vita e affrontare il mondo del lavoro, possa essere anche un soggetto orientante nel far emergere, far capire loro quali sono le loro abilità, nel guidarli anche a trovare il lavoro perfetto per loro, perché la scuola è anche questo, un veicolo per un futuro migliore e un futuro di successo.